Il conto con la giustizia gli si è presentato nel corso di quello che doveva essere un normale controllo di routine, a 10 anni esatti dalla rapina che lo aveva visto protagonista nel litorale veneziano. È la serata di venerdì quando i carabinieri di Asolo fermano in via Giorgione un'auto con 2 uomini a bordo. Scattano le solite verifiche dei documenti e l'analisi incrociata dei dati tra caserme. È qui che l'uomo seduto a lato conducente, un 37enne italiano residente a Quinto ma senza fissa dimora, viene riconosciuto come destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Venezia ancora nel mese di febbraio 2016. L'uomo doveva scontare una pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione per una rapina aggravata commessa a Caorle nell'agosto del 2010. All'epoca il 37enne, insieme a un complice, aveva aggredito un tassista del posto, prima bloccandolo alla guida del suo taxi, poi rapinandolo del guadagno della giornata, una somma di circa 240 euro. Dopo la sentenza, l'uomo si era dato alla macchia, ma ora, a 10 anni da quei fatti, è stato portato alla casa circondariale di Treviso.